Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, sono una pippa. Ho registrato il video in live come al solito, ma avevo il microfono spento, sono un deficiente. Allora ragazzi, oggi MotoGP 13 proviamo il gioco con la pioggia e con delle difficoltà un po' più elevate. Ragazzi, ho creato una pagina di Facebook, la pagina del Comendone Veneziano, quindi sotto il video c'è il link. Ho fatto sta pagina perché visto che voglio creare un campionato multigiocatori di MotoGP con voi, con la pagina posso fare le chat di gruppo, queste robe qua, e quindi adesso devo un attimo capire, visto che il forum di Forum Free fa cagare, cioè ormai la gente non va più perché Forum Free non è più seguito come una volta, ho deciso di fare sta pagina, quindi sotto il video c'è il link della pagina del Comendone Veneziano. Niente, adesso qua devo commentare non in live, sarà un problema, ma porca puttana raga, sono proprio un cretino di esatto. L'unico al mondo che registra col microfono spento. Il Comendone è un fenomeno. Quindi adesso quanto manca alla fine di questa prima parte di video. Vabbè, interrompiamo qua raga. Vediamo il livello di difficoltà, difficile, meteo pioggia, danni pesanti, consumo gomme sì, problemi tecnici IA ai giocatori. Bandiere disciplinari, sì. Adesso vediamo anche le altre aiuti di guida. Allora ho messo semi pro, freno automatico no, freni congiunti sì, start assistito no, in carriera automatico, tentatore ideale nessuno, semi automatico e flashback 6, chiaramente in carriera nessuno flashback. Andiamo raga. Vai ragazzi, Gran Premio di Catalogna, diluvio spagnolo, vai Valentino, vai Vale Rossi, vai. Prima curva delicata, devo andare pianino ragazzi, perché con questa difficoltà è difficilissimo. Bravo Comendone. Vai, madonna guida. Fare la telecronaca non in diretta è stranissimo raga. Vai Comendone, vai. È difficilissimo tenere la moto, è veramente una cosa complicatissima. Forse non sono ancora pronto a questa difficoltà con la pioggia, però Comendone sta lavorando per voi. Vai, vai, vai. 20ª posizione. Allora c'è sculate continue della Yamaha di Valentino Rossi. Siamo 18esimi. Il veneziano vuole dominare, attenzione, va per campi, caduta comendiana e vai di flashback. Però ragazzi in carriera nessun flashback, chiaramente. Guardate la fisica della moto, i movimenti del pilota, le animazioni. Che gioco ragazzi. Venerdì 21 arriva presto, ti prego. E Rossi, 30. 18ª posizione. Intanto Edwards supera Abraham. Staccatona all'interno. E Vale recupera posizione, vai Comendoni. C'è Pesek al 17º posto. Tanto diluvio universale, diluvio obeso a Catalogna. E il Venezia in Serie C1 ragazzi, soddisfazione incredibile per il Comendone. E oggi c'è Italia-Messico, speriamo bene raga. E il Comendone supera anche Barbera, vai. Bautista, e il Comendone 15esimo, grande inizio, ci fastest lap di Marquez, 1.45-208. Adesso c'è Petrucci, c'è il piccolo Petrucci, che è parente di Petruccio di Assassin's Creed 2. Attenzione, Vale Rossi fa una curva del cazzus. Vai Vale. Allora, troppo strano commentare non in live, cioè, credo che solo il Comendone può fare queste stronzate, cioè, che pippa ho visto. Comendone intanto è caduto solo una volta nel 15esimo, con una difficoltà difficile e la pioggia. Terza volta, ho guidato solo 2 volte, cioè 3 volte con questa e le 3 volte che ho fatto il video. Che stile ragazzi, che stile per questo Comendone.
14esimi, dai, mamma mia, scurata incredibile. Dai, Comendone, che lento che sei. Adesso posso vedere bene la mia guida, faccio un po' cagare. Perché c'è Smith al 14esimo posto. Mamma mia, la moto ingovernabile sotto la pioggia. Barbera all'interno. Bravo veneziano, bravo. Brava Giovanna, brava. E ancora Smith all'interno. Il Comendone c'è. Siamo 14esimi. Giro record di Lorenzo 1:41.607. Vai, rettilineo obeso. Mamma mia. Rischio comendiano, Iannone supera il Comendone. Mamma mia, proprio ragazzi, è proprio difficilissimo mantenere la stabilità. Vai, che Iannone lo possiamo superare. Ciao Iannone, ciao piccolo Ianno. Dai Rossi, dai, vogliamo un'altra posizione. 12esimo di De Pugné. Iannone vicinissimo. Adesso c'è Spies. Mancano poche curve. Vai Comendon. 13esima posizione non è male, alla terza gara, la prima sotto diluvio e la prima a livello difficile. Bravo Comendone. Un sorpasso di Iannone all'interno, ma il Comendone ce la fa. Poi il Comendone l'ultima curva, tentiamo sorpassi su Space. Vai, bravo Comendone, vai. E il Comendone c'è, forse arriva alla 12esima posizione, buon 12esimo posto del Comenda. Si gode. Ragazzi, spieghiamo alcune cose della modalità carriera. Allora, intanto mi avete chiesto del Sitch, ma io non penso di mettere il numero e il nome del Sitch per vari motivi. Posso solo dire che era il mio pilota preferito, che era di una simpatia immensa, infatti pensavo sempre alle piadine quando sentivo la sua parlata, e poi era spericolato, un pazzo. Io amo i piloti così, come il Sitch, nella Formula 1 Senna, Gilles Villeneuve, ecco. E niente, comunque come dettagli, allora, come durata penso 50%, comunque più di 10 giri. Difficoltà difficile, fisica semiprofessionista, come oggi, insomma, questi saranno il livello di difficoltà. Le moto, chiaramente si parte in moto 3 con una moto di merda. E niente ragazzi, venerdì è vicino, non vedo l'ora, perché questo a mio parere è un gioco fenomenale, fantastico, meraviglioso. Raga, un saluto dal Comendone MotoGP veneziano. Ciao! PS, ricordo sotto il video il link della nuova pagina Facebook del Comendone, un bel mi piace.